Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con Focus TG. La morte di Giulia Mauri, una giovane che è stata travolta e uccisa in strada Ovest da un furgone impazzito. La notizia pubblicata dalla Tribuna di Treviso è che il giovane alla guida del mezzo ha perso conoscenza prima dell'impatto, era svenuto. La madre della donna l'aspettavamo per pranzare insieme e la sua passione per il karate, il lavoro, le amicizie, il ritratto di questa povera ragazza che ha fatto una fine atroce in Via della Repubblica a Treviso. Tanta cronaca nera oggi, la sentenza Miglioranza, ergastolo per quest'uomo Sergio Miglioranza, il 73enne, accusato di aver ucciso la moglie ed un'amica che viveva con loro appiccando il fuoco alla casa. Vediamo. Giustizia per sua mamma. Finalmente, dopo 4 anni è arrivata. Cosa ha provato? Scusate. Gioia da un lato, ovviamente mia mamma non c'è più, però la soddisfazione è che sia stato condannato chi ha fatto tutto questo, per mia mamma ma anche per Franca. Ergastolo e isolamento diurno per 1 anno. Sergio Miglioranza, 73 anni, è stato condannato in primo grado per duplice omicidio premeditato e truffa all'assicurazione. Il 10 giugno 2020, in un rogo devastante a Castagnole, morirono Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, 72 anni, intrappolate fra le fiamme. Dopo la lettura della sentenza, la figlia di una delle vittime è scoppiata in un pianto liberatorio. Quando ho sentito ergastolo è stata la cosa che mi ha veramente... Scusate. A lei la Corte d'Appello ha assegnato una provvisionale di 150.000 euro, mentre 100.000 euro andranno al figlio, il nipote di Fiorella. L'uomo rimarrà per ora agli arresti domiciliari. Le motivazioni della sentenza di colpevolezza saranno rese note entro 90 giorni. L'avvocato di Sergio Miglioranza ha già annunciato di ricorrere in appello. È necessario leggere le motivazioni per poi capire qual è il punto che ha fatto convincere la Corte della responsabilità del signor Miglioranza. Sicuramente ricorreremo in appello e è necessario prima leggere la sentenza. Secondo l'accusa, Miglioranza ha impiegato 17 minuti per mettere in atto il suo piano. I periti hanno parlato di 11 inneschi, 9 posizionati all'esterno della casa e 2 all'interno, utilizzando della benzina e dei blocchetti accendifuoco. Poi avrebbe acceso tutto, sbarrando la porta della stanza dove dormivano le donne. Il movente, di natura economica, sempre secondo il pubblico ministero Anna Andreatta, voleva incassare il premio dell'assicurazione sulla casa, le lacrime della figlia di Fiorella Sandre. Parlo sempre con mia mamma, onestamente. Io ho la foto in cucina, la guardo tutte le mattine e tutte le sere. E oggi, quando sono partita a casa, ho detto: mamma, oggi è la giornata buona, se non altro riposerai in pace. La tragedia di Galliera Veneta, e cioè i 4 operai che sono precipitati in una cisterna, sono stati intossicati gravemente da esalazioni di bitume. Andiamo in diretta a Federico Fusetti. 2 degli operai, Federico, sono ancora in gravissime condizioni. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, 2 dei 3 ricoverati a Padova e poi c'è anche quello ricoverato a Treviso che è pure in gravi condizioni. Una vicenda davvero che ha colpito tutti e che si sta muovendo su 2 fronti, ovviamente, quello delle condizioni di salute degli operai, ma anche sul fronte giudiziario. Il fronte più importante è naturalmente, come hai anticipato, quello delle condizioni dei feriti. Allora, 4 persone sono cadute nella cisterna, una è ricoverata in ospedale a Treviso ed è in gravi condizioni, gli altri 3 sono a Padova. Le notizie che ci sono arrivate proprio pochi minuti fa dall'azienda ospedaliera raccontano di 2 dei 3 ricoverati a Padova che rimangono in condizioni gravi, sono in terapia intensiva. La situazione è stabile della loro salute, quindi rimangono gravi ma stabili, mentre il 3° ricoverato a Padova è in osservazione e qui c'è molto più ottimismo da parte dei medici per questo 3° operaio ricoverato a Padova. Naturalmente
situazione che potrebbe mutare nel corso della giornata, anche se non sembra che sarà così, e noi siamo pronti eventualmente ad aggiornarvi. Per quanto riguarda il fronte giudiziario, invece, fascicolo aperto per omicidio colposo da parte della Procura di Padova, con il sequestro della cisterna nella quale è contenuto il catrame liquido che ha ovviamente poi con le sue esalazioni portato a questa situazione così grave, davvero grave, e ovviamente tutti si domandano: sistemi di sicurezza, dispositivi di sicurezza rispettati, non rispettati? Questo lo dovrà appurare l'inchiesta. Di certo i sindacati lanciano l'allarme, una denuncia, perché dice che situazioni come quella di Galliera purtroppo si ripetono troppo spesso, e allora un appello da parte dei sindacati ai dipendenti perché chiedano sempre il rispetto dei dispositivi di sicurezza, anche di quelli individuali. Sentiamo questa denuncia e la sentiamo insieme, e intanto saluto te, direttore, e i telespettatori, vi restituisco poi la linea. Purtroppo, si susseguono questi incidenti. Per ora sembra che non abbiano conseguenze mortali, però hanno un tratto distintivo con gli altri incidenti. C'è un incidente di gruppo e su questo va aperta sicuramente una riflessione su quello che è il tema dell'organizzazione del lavoro. Tra l'altro, tra gli infortunati è presente anche il titolare dell'azienda, da quello che abbiamo capito, quindi il punto di riferimento è come è organizzato il lavoro, come vengono date anche le procedure di sicurezza. In quel caso stiamo parlando di un lavoro in uno spazio confinato. Non meno di 20 giorni fa a Casteldaccia ci sono stati dei morti, sempre in un luogo confinato, e vuol dire che non stiamo imparando nulla. Io mi chiedo, ma come hanno fatto i pompieri a scendere e a prelevarli senza rimanere dentro anche loro? Perché loro avevano le disposizioni di protezione individuali. Io mi rivolgo a operai, chi lavora, devono sempre pretendere disposizioni di protezione individuali, altrimenti hanno la facoltà anche di rifiutare di fare delle mansioni che mettono a repentaglio la loro vita. Poi dopodiché, quando arriveranno le contestazioni disciplinari, saremo anche in grado di dimostrare che hanno ragione loro. Anche questo deve passare come messaggio. Allora, torniamo al gravissimo incidente di Treviso, una donna falciata da un furgone, Giulia Mauri, è successo in strada Ovest. Ricostruiamo la dinamica dell'incidente. Non ce l'ha fatta Giulia Mauri, la 38enne travolta da un furgone in strada Ovest e scaraventata nel Botteniga si è spenta all'ospedale Cafoncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente, un destino crudele, una serie di coincidenze sfortunate hanno fatto sì che si trovasse proprio in quel punto di Viale della Repubblica, poco oltre l'incrocio con Via Pisa, nell'istante in cui il furgone fuori controllo l'ha travolta. Giulia stava andando a casa dei genitori in bici, ma era tornata indietro a prendere le chiavi che aveva dimenticato in ufficio, e a casa di mamma e papà non è mai arrivata. Nella villetta di Via Santa Bonavecchia i genitori sono chiusi nel dolore. Troppo grande quello che ci è capitato, dice la mamma prima di rientrare in casa, ed è l'intera comunità che si stringe a papà Renato e mamma Paola, che hanno perso la loro unica figlia, una ragazza stupenda, dicono tutti coloro che la conoscevano, laureata in lettere, lavorava in uno studio professionale in città, la sua grande passione era il karate, cintura nera, terzo dan, una passione coltivata nella palestra Rembukan, dove ha lasciato un vuoto incolmabile. Sotto l'aspetto tecnico era stupenda, ma sotto l'aspetto umano era eccezionale. Raramente ho visto persone come la Giulia. La Giulia ce la porteremo per sempre dentro, per il suo sorriso e per quello che riusciva a illuminare tutto attorno a sé. Era veramente una persona speciale. Ci mancherà tanto. Intanto continuano le indagini sul tragico schianto. Stamane i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono tornati sul Botteniga ed hanno recuperato la bici di Giulia. In procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La polizia locale sta portando avanti tutti gli accertamenti che potranno far chiarezza sulle cause della tragedia e sul perché il furgone abbia invaso fuori controllo la pista ciclabile. Tra le ipotesi quella che il 22enne autista abbia avuto un malore, ma non è esclusa la distrazione o il colpo di sonno, attesi anche gli esiti
propositi degli esami per capire se il giovane fosse alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti. E hanno parlato per la prima volta i genitori di Andrea Favero, il 38enne di Vigonza, in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola scaraventandola dal cavalcavia. Ieri il sopralluogo della polizia, andiamo con questo, regia, grazie, della polizia nell'abitazione della coppia. Intanto sono stati fissati i funerali della ragazza, la cerimonia è per domani alle 13:45 a Folzano, in provincia di Brescia. E dopo le dirette, servizio versione oggi, genitori Favero. Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Se devo dire. Quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente preoccuparmi. C'è tutto l'amore di una madre che non vuole rassegnarsi alle gesta di un figlio, nelle parole di Adriana Tommasin, la mamma di Andrea Favero, il 38enne camionista in carcere per l'omicidio della compagna Giada Zanola, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia vicino a casa. La polizia ha cercato per ora il cellulare della donna, rimasto attivo fino alle 4 di notte del 29 maggio e che ha agganciato come ultima cella proprio quella della casa di Via Prati. Nel cellulare ci potrebbero essere le foto che Giada si era scattata per immortalare i lividi sul suo corpo. Il papà di Andrea Favero però esclude che il figlio abbia picchiato la compagna. Io non le ho neanche mai viste sinceramente, a mio figlio non me le ha neanche mai dette queste foto con i lividi, perché io l'avevo visto anche 2 giorni prima, ma mio figlio non aveva la Giada, non aveva lividi, io non l'ho sinceramente, credetemi, nel profondo del cuore non l'ho mai vista con lividi. I genitori di Andrea Favero in questi giorni si stanno occupando del nipotino di appena 3 anni che chiede della mamma e di poter giocare con il papà. Adriana Tommasin conferma che il figlio era rimasto affranto dalla cancellazione del matrimonio, ma che non lo aveva mai visto litigare con Giada. Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. So solo che è molto affranto, questo sì. Quello che voglio dire è che non sta a noi decidere di togliere la vita a una persona, ma c'è una persona solo. E se Andrea ha sbagliato è giusto che paghi per quello che ha fatto. I genitori di Favero nei prossimi giorni chiederanno di poter incontrare il figlio in carcere. Intanto le indagini proseguono. I poliziotti della squadra mobile ieri hanno cercato il cellulare anche nel pozzo, poi sono entrati nell'abitazione dove sono usciti dopo molte ore con una scatola piena di oggetti sequestrati. Perquisita ed analizzata anche l'auto della coppia, quella usata da Andrea Favero per arrivare fino al cavalcavia di Via Prati e dove sarebbe salita Giada prima di precipitare sulla A4. L'abitazione alla fine è stata chiusa e posta sotto sequestro. Servizio Valentina Visentin, c'è stato un ennesimo caso di violenza domestica, questa volta nel Bassanese, arrestato un uomo dopo 20 anni di persecuzioni ai danni della moglie. Spinge la moglie sul divano al culmine dell'ennesimo litigio stringendole le mani al collo, ma viene fermato dai figli mentre qualcuno chiama i carabinieri. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo, un 53enne di origini albanesi, da parte dei militari del radiomobile di Bassano, subito intervenuti sul posto. La donna si era già rivolta ai militari qualche giorno prima perché esausta del clima di terrore vissuto fra le mura domestiche a causa dei comportamenti del coniuge. Questa situazione andava avanti addirittura da 20 anni, ma la 39enne non aveva mai trovato il coraggio di segnalare le violenze, le minacce e le aggressioni avvenute anche in presenza dei figli. L'aggressione di qualche sera fa ha portato invece la donna a farsi visitare in pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni che l'ha convinta a integrare la precedente denuncia con gli ultimi fatti. Grazie al nuovo codice rosso i carabinieri hanno tratto in arresto il violento in flagranza di reato e ora l'uomo è in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Vicenza. Allora andiamo adesso a Premariacco, provincia di Udine, per la tragedia del Natisone. Si sta ancora cercando il corpo di Cristian, il 25enne, disperso con altre 2 ragazze che sono state ritrovate morte. Ci dice tutto Omar Costantini. A te Omar.
Sì, grazie direttore per la linea. Siete collegati all'altezza dell'unità di crisi allestita all'interno della sede della Croce Rossa qui di Ossaria di Premariacco. Novità purtroppo non ce ne sono. L'ultimissima proprio novità risale al primo pomeriggio di ieri, intorno a mezzogiorno e mezza, quando è stata ritrovata all'altezza di una centralina di pompaggio di distribuzione elettrica, all'altezza tra case di Manzano e Oleis, dunque siamo nel territorio di Manzano, nell'incrocio dove il Natisone incrocia il torrente Sossò che scende dall'abbazia di Rosazzo. C'è stato questi brandelli di parti insomma di una maglietta bianca che si spera insomma sia quella che indossava Christian al momento in cui le acque del Natisone lo hanno colto di sorpresa insieme alle altre due sue amiche. Sta di fatto che novità non ce ne sono, il raggio d'azione si è un po' ristretto rispetto a quanto abbiamo visto nei giorni scorsi. L'elicottero Drago che sta sorvolando, partito dal reparto volo di Venezia dei Vigili del Fuoco, sta operando tra il Ponte Romano, nel punto in cui i 3 ragazzi sono stati inghiottiti dalle acque del Natisone, fino al curvone cosiddetto di Oleis all'altezza di Casselva, proprio nell'interno del comune di Premariacco. L'unità di crisi è pronta, stanno operando tutti, c'è un via vai continuo da parte di oltre 50 Vigili del Fuoco presenti che sono giunti da tutti i comandi del Friuli Venezia Giulia in supporto alle squadre comunali della protezione civile, le unità cinofile, si usa anche i droni. Quello che conta è che per il momento la situazione meteorologica è migliorata rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime dirette, il livello del fiume è calato e questo insomma permetterà ai soccorritori di battere le 2 rive in lungo e in largo nella massima sicurezza. Altre novità al momento non ne abbiamo e ripasso la linea al nostro direttore Luigi Baciali per il proseguimento del telegiornale. Grazie molte a Omar Costantini, ai nostri tecnici di TV12, la nostra emittente di Udine, e casomai ci ricolleghiamo dovessero esserci delle novità. Ci sono dei sospetti, dei dubbi sulle cause della morte di Loris Comparin. È stata avviata un'inchiesta della Procura di Vicenza dopo l'esposto presentato dai familiari del campione di karate di Arsiero. Un'inchiesta per accertare le cause della morte di Loris Comparin, il campione di karate deceduto venerdì all'età di 46 anni. La procura ha deciso di effettuare un'autopsia sul corpo del 4 volte campione del mondo che potrebbe essere effettuata già venerdì. Per questo è stata annullata la cerimonia funebre che si sarebbe dovuta celebrare domani ad Arsiero. Andrà chiarito se l'uomo possa essere morto di setticemia. I familiari che hanno presentato un esposto ricordano che Loris era stato colpito da forti dolore alla gola e febbre e per questo si era rivolto al proprio medico di base per farsi prescrivere appositi farmaci. Il 15 maggio scorso però l'aggravarsi delle condizioni mediche ha costretto l'uomo a rivolgersi al pronto soccorso, da dove però era stato dimesso. Tornato successivamente era stato infine ricoverato. L'infezione alla gola sarebbe peggiorata nelle settimane successive fino alla morte dell'uomo. Servizio di Daniele Garbini. Adesso andiamo in diretta a Venezia perché Monica Poli, che da tempo conduce una crociata contro i pickpocket, è stata nuovamente aggredita dai borseggiatori. A te Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio con Monica Poli e siamo proprio nel luogo in cui è avvenuta l'aggressione attorno alle 17:30 di ieri. Qui ai piedi del ponte di Calatrava, di fronte a noi c'è Piazzale Roma. Poli, che cosa è successo? Niente, io mi stavo recando a un evento e mi erano state segnalate 2 borseggiatrici che erano intente a fare dei borseggi. Io come sempre il mio lavoro lo svolgo sempre. Ha dato l'allerta, diciamo. Ho dato l'allerta e queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Sempre grazie a voi, tra l'altro. Sì, sempre grazie a noi. Questa terza volta la reazione è stata violentissima. Sì, questa volta sì. Una estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato diciamo a metà viso, non mi ha preso gli occhi e io di conseguenza ho reagito perché anche io avevo lo spray peperoncino
vicino. Ecco, però a quel punto è avvenuta l'aggressione vera e propria. Sì, nel frattempo sono riuscita a chiamare il 112, c'era un sacco di gente e loro si stavano allontanando, io le ho invitate a rimanere. A quel punto una di loro, come si vedrà anche dal filmato, ha cominciato proprio a mettermi le mani addosso. Lì è stata, anche perché noi non abbiamo mai usato, assolutamente non abbiamo mai fatto. Nel frattempo si sono avvicinate alcune persone anche per dividerci. Tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalone. Esatto, che ha visto che era lì, ha visto tutta la scena, ha visto quanto aggressive sono diventate nei confronti nostri, nei confronti di cittadini e turisti. E la seconda scena però a dir poco non saprei neanche descriverla, perché questa qui in mezzo a tutti, come potete vedere, è partita proprio di cattiveria. E io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Allora qua forse non si vede tanto, allora, qui si vede un piccolo segno, in realtà quello che non si può vedere in televisione è che qui c'è un bel bernoccolo, non è stata l'unica ferita che le hanno procurato, lei ha trascorso poi la serata in ospedale. Sì, ho dovuto rifertarmi anche perché lo spray, innanzitutto lo spray peperoncino, anche se si prende a metà, poi se ci si tocca va dappertutto. Ho quest'occhio che mi dà fastidio, ho la parte ancora indolenzita, c'è il trauma, io ce l'ho, quindi che la cosa grave è che queste qui prese 2 volte. E 3 volte in 3 giorni? 3 volte in 3 giorni. Questa è lì, la palla passa neanche alla forza dell'ordine della magistratura, ma alla politica, perché evidentemente c'è qualche cosa che non funziona se con una recidiva così intensa ogni giorno e con questo atteggiamento queste persone arrivano qui. Forse qualche cosa bisognerà cambiare dal punto di vista legislativo. Io per ora direi che da Venezia è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Filippo Foissa, a Monica Poli dei Cittadini Non Distratti, è davvero coraggiosissimo l'intervento per le calli, campielli della città, del centro storico di Venezia, che è proprio funestato da questi delinquenti. Vediamo un incendio a Legnago, nel Veronese. Una donna rifugiatasi nel balcone al 4º piano di un appartamento in fiamme è stata salvata dai vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate poco prima delle 22:30 al 4º piano di un condominio di 12 appartamenti di via Principe Umberto a Legnago. È stato evacuato l'intero stabile di 12 appartamenti e 19 persone che si trovavano all'interno degli appartamenti al momento del rogo sono state fatte uscire. Le squadre arrivate dei vigili del fuoco sono entrate nello stabile, già parzialmente evacuato, e poi penetrando nell'appartamento in fiamme e portando in salvo la donna, mentre altri operatori spegnevano l'incendio. I condomini evacuati sono stati assistiti sul posto dal personale del SUEM. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio da parte delle squadre sono terminate poco prima delle 4 di stamattina con il rientro dei residenti negli appartamenti. I cittadini hanno segnalato al sindaco di Padova persone sospette nell'hotel abbandonato e i carabinieri hanno organizzato un blitz che ha portato alla denuncia di 7 persone senza fissa dimora. Blitz dei carabinieri nell'hotel Berta di Montegrotto Terme, una struttura ormai abbandonata da alcuni anni. I militari, supportati dai carabinieri cinofili del nucleo di Torreglia e dalla polizia locale, hanno controllato tutto l'edificio. All'interno della struttura, accampati in alcune stanze, hanno sorpreso 7 cittadini extracomunitari, 3 tunisini e 4 marocchini che erano entrati abusivamente. I 7 dovranno rispondere alla procura del reato di invasione di terreni o edifici, mentre uno
uno, l'unico irregolare sul territorio nazionale, peraltro già espulso, è indagato anche per essere rimasto in Italia. Un blitz concordato tra forze dell'ordine e amministrazione che ha raccolto le lamentele dei cittadini. Amministrazione che lancia un appello infatti ai residenti perché segnalino sempre la presenza di persone sospette all'interno degli hotel dismessi. Le segnalazioni sui social invece rischiano di rendere inutili gli interventi delle forze dell'ordine. Inoltre è forte la collaborazione tra amministrazione e proprietari degli hotel che spesso sigillano gli ingressi, anche se questo non basta a tenere gli sbandati fuori dalle strutture. Servizio di Federico Fusetti, vediamo ancora il Mattino di Padova. Stefano, papà di 39 anni, muore dopo una crisi respiratoria fatale. Addio a Stefano Cerello di Trebaseleghe, sabato il malore, domenica il decesso in ospedale. Progettista di impianti di climatizzazione, lascia la moglie e il figlio a letto. Continuano queste morti improvvise. Tanto vediamo i 10 anni dallo scandalo del Mose che portò all'arresto di numerose persone, uno scandalo che ovviamente aveva scoperto l'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio. Mi sono sentito travolto da un ciclone che non mi sarei mai aspettato, su di me sono state dette le cose più false, più infami, c'è addirittura nell'eccezionale lavoro della Guardia di Finanza una barca che non sapevo di possedere. Così si sfogava Giancarlo Galana ai nostri microfoni dopo circa un mese dallo scoppio dello scandalo Mose. Era il 4 giugno 2014, quella mattina il Veneto e la città di Venezia si svegliarono travolti da un uragano. Uno dei più grossi casi di corruzione politica emerso in Italia, 35 arresti, tra cui l'ex governatore veneto Galan, l'epoca ministro, l'ex assessore regionale Chisso, l'ex sindaco di Venezia Orsoni. E poi magistrati alle acque, imprenditori, funzionari pubblici e l'ex finanziere Spaziante. Sono trascorsi 10 anni e Galan, che nell'ottobre 2014 patteggiò 2 anni e 10 mesi di reclusione con la confisca di 2.600.000 euro, si fa le stesse domande di allora. Perché sono stato l'unico a pagare, proprio come si chiedeva al tempo. Ci sono 3 che sono malfattori riconosciuti, hanno fatto decine di milioni di fatture false, si sono fatti la casa negli Stati Uniti e in California sulla costa del Pacifico con i soldi del Consorzio Venezia Nuova. Ci sono questi che accusano. Ci sono questi 3 che mi accusano. Mi sono sentito avvilito, tramortito, abbattuto, psicologicamente distrutto nei primi tempi. Oggi sono soprattutto incazzato, ferocemente incazzato perché sento di subire un'ingiustizia che non è solo quella mediatica, è quella che si sta realizzando in Parlamento, in ogni luogo. Galan ha sempre detto di avere una sua teoria sul perché il sistema Mose sia finito sotto inchiesta. È successo quando Byte decise di aggiudicarsi appalti a Milano, invadendo il territorio di Impregilo, che anni prima aveva ceduto per poco a Mantovani la sua quota del Consorzio Venezia Nuova. Secondo me, ha dichiarato alla stampa, è stato vissuto come una violazione di un patto. Carlo Galan, che oggi vive in un bosco del Vicentino dove è stato intervistato recentemente dai giornalisti del Corriere del Veneto in esclusiva. Tanto andiamo a Vicenza, dove il comando provinciale dei Carabinieri traccia un bilancio dell'attività di un anno. Sono state 929 le denunce per codice rosso raccolte dai Carabinieri nel Vicentino, che hanno portato all'adozione di 124 misure. Numeri del bilancio annuale dell'attività del comando provinciale che parlano di un fenomeno che non accenna a diminuire. Questo è un dato assolutamente sensibile su cui strategicamente l'Arma dei Carabinieri investe molto, soprattutto nella formazione del personale che chiaramente deve fornire delle risposte immediate alla vittima e immediatamente anche all'autorità giudiziaria.
Di qui l'invito a trovare il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine mettendo in moto il percorso di ascolto e affiancamento della vittima di soprusi, per cui nelle tenenze di Due Ville, Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore sono presenti 3 stanze di udienza. Arma che nell'ultimo anno si è occupata di quasi il 93% dei reati registrati in provincia, potenziando orari di apertura delle caserme e la capillarità delle presenze impegnate sul territorio. Abbiamo puntato su uno sforzo per aumentare anche la proiezione esterna delle pattuglie, che come dicevamo prima è passata da una media di 70 al giorno a quasi 80. Tra i numeri del bilancio campeggia quello relativo agli arresti, quasi 1 al giorno, così come la quantità di stupefacente sequestrato, pari a 51 kg. Fenomeno dello spaccio continuamente attenzionato, non ultima l'operazione che a settembre ha portato a disarticolare un'organizzazione nigeriana dedita al traffico di stupefacenti attiva in città e in altre province italiane. Quello che è stato inferto è stato un durissimo colpo, soprattutto all'organizzazione delle forniture su Vicenza. Come dicevo prima, siamo riusciti a chiudere i rubinetti per un periodo, ma è chiaro che questo settore è di grande interesse per la malavita, per cui si riorganizza anche velocemente e facilmente, quindi la nostra attenzione deve essere sempre alta e il lavoro non è finito. Infine l'attenzione rivolta ai cantieri TAV in arrivo in città, tra le indagini condotte quella a Montebello Vicentino che ha portato all'arresto di autori e mandanti del pestaggio a danno di un dirigente di un'azienda impegnata nella realizzazione dell'opera. Da tempo che monitoriamo attentamente lo sviluppo dei lavori dell'alta velocità, che è una realtà ormai quotidiana. Quello è stato un segnale per far capire che la tensione è altissima, bisognava fare luce immediatamente su quello che era avvenuto a Montebello Vicentino, ma attraverso il signor prefetto e il gruppo interforze antimafia vigiliamo attentamente su tutto ciò che avviene in provincia. E oggi l'Arma dei Carabinieri è in festa, sentiamo perché da Lucio Zanato. Sì, buongiorno da Piazza Arena di Treviso per i telespettatori di Rete Veneta. Anche Treviso ha festeggiato la 210ª edizione della Festa dell'Arma dei Carabinieri, una cerimonia che si è svolta qui in Piazza Rinaldi, che è terminata da pochi minuti, che ha visto, oltre alla lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Comandante Generale dell'Arma, anche il discorso del Comandante Provinciale Ribaudo, che ha toccato diversi argomenti, primo tra tutti la microcriminalità, ma anche l'attenzione alle fasce deboli e soprattutto alle donne, fenomeni anche per quanto riguarda l'attenzione ai giovani, al cyberbullismo e proprio in questo caso il comandante ha toccato e soprattutto ha descritto un nuovo termine per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, ovvero quello del pattugliamento digitale. Allora sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni al termine della cerimonia e poi linea allo studio. Lei ha inaugurato un nuovo termine, il pattugliamento digitale. Senza dubbio, il pattugliamento della rete fa parte del sistema di controllo del territorio. L'Arma è da sempre attenta alle sue tradizioni, ma nel contempo consapevole che la modernità porta nuove dinamiche, anche spesso criminali, e è assolutamente necessario controllare nei limiti di quello che è consentito anche la rete per poter acquisire elementi che aiutano a creare un sistema di prevenzione e repressione del crimine più efficace, più adeguato e più aderente alle emergenze del momento. Poi lei ha puntato molto sull'attenzione ai giovani, fenomeni di devianza e di bullismo. Non c'è dubbio, è una lunga tradizione dell'Arma, tra l'altro negli ultimi anni il Comando Provinciale ha ricevuto tantissimi giovani carabinieri che ci consentono anche un'interazione più semplice con le nuove generazioni. Crediamo che i fenomeni di devianza sociale vadano anticipati, ci sentiamo portatori di un messaggio di cultura e legalità, lo facciamo nelle scuole, lo facciamo in tante circostanze, l'abbiamo fatto anche oggi con oltre 100 studenti presenti proprio per raccontare cosa siamo e qual è il valore della legalità che è a fondamento di qualsiasi libertà. Grazie a Lucio Zanato dal cuore di Treviso e passiamo dalle feste alle proteste all'interno delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato chiede rinforzi per la questura vicentina. I sindacati sostengono che c'è un organico ridotto rispetto alle esigenze di copertura capillare del territorio.
Situazione della questura vicentina che preoccupa per la carenza degli agenti. Io sono davanti alla prefettura in un presidio organizzato dai due principali sindacati SAP e SIULP, sindacati di polizia, in compagnia di Michele Dressadore, direttore nazionale del SAP, e di Silvano Filippi del SIULP. Dunque, qual è la situazione e perché questo presidio? La situazione riguarda tutta la provincia di Vicenza, cioè, ovviamente la polizia, quindi anche la stradale e il commissariato, la sottosezione istituenda la sottosezione di Bassano. C'è una carenza di organico che deriva dalla mancata sostituzione del personale che per limiti d'età raggiunge la pensione con nuove forze che sono necessarie per garantire al meglio il servizio a cui è preposta la Polizia di Stato. Ecco, voi che cosa chiedete, perché questo presidio? Attenzione diciamo così, appunto al ripianamento dell'organico. Arrivano troppi pochi nuovi agenti rispetto a quelli che appunto cessano il servizio. Per poter mantenere in strada le autovetture 24 ore al giorno, che è un diritto che spetta ai cittadini, c'è bisogno di più risorse. Quindi, parlando proprio ai cittadini, ci sono servizi a rischio? Ma noi ci siamo trovati che per tamponare all'ufficio passaporti qui a Vicenza siamo dovuti andare a prendere gente dalle volanti, quindi quello che ha subito un nocumento da tutto ciò è il controllo del territorio, però a forza di grattare il fondo del barile non è che si può continuare all'infinito, e quindi in questo momento la realtà vicentina nel suo complesso, come diceva il collega Michele, è di estrema difficoltà a garantire il minimo, perché il servizio che noi assicuriamo alla cittadinanza non è un qualcosa che si può fare opzionalmente, soprattutto perché in questo momento noi subiamo l'incedere di nuovi fenomeni, le bande giovanili, piuttosto che una difficoltà oggettiva a chiudere, diciamo, le porte che la microcriminalità si sta aprendo in città. Quindi c'è una crescita esponenziale di esigenze per le quali noi dovremmo essere chiamati a intervenire, che non riusciamo più a fronteggiare, perché siamo meno, ma molti meno di quelli che eravamo 20 anni fa, per cui 20 anni fa non c'erano le esigenze odierne, crescono le esigenze e diminuisce l'organico. È un paradosso, una contraddizione che non può essere sanata buttando polvere sotto il tappeto. Ecco, l'avete sentito, questo l'SOS dei sindacati di polizia. Io intanto ringrazio i nostri ospiti. Allora, grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina. Adesso andiamo a Montebelluna perché si sta discutendo molto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri per abbattere i ritardi delle visite specialistiche, le liste di attesa. Andiamo in diretta da Edi Kaliman. A te, Edi. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Si parlava di mancanza di personale nel corpo di polizia e mancanza di personale anche nel sistema sanitario. Ci sono dei nuovi provvedimenti approvati in Consiglio dei Ministri che fanno già discutere, perché siamo in compagnia di Marta Casarin, funzione pubblica della CGIL di Treviso, proprio per discutere questi provvedimenti. Il piano prevede un taglio e un azzeramento sostanzialmente delle liste d'attesa, che però secondo voi del sindacato sono misure troppo insufficienti. Ma sì, le misure sono insufficienti, ma anche perché sono misure che ricalcano dei provvedimenti che in Veneto in qualche modo già esistono, se penso al lavoro durante il fine settimana dentro le dinamiche delle prestazioni aggiuntive. È chiaro che questo è un provvedimento che mette in fila delle cose, ma a cui manca una copertura economica importante, e quindi il nostro grande punto interrogativo è come faremo effettivamente a fare tutte le cose che lì sono scritte rispetto proprio al taglio delle liste d'attesa. Altra grande preoccupazione che noi abbiamo in questo momento è il fatto che se non arriveranno provvedimenti economici e quindi coperture economiche, un grande pezzo delle liste d'attesa rischia di spostarsi dentro tutta la dinamica di un privato nel quale al momento ancora regole certe non ce ne sono. Quindi è chiaro che rispetto a questo provvedimento, che poteva dare in realtà delle risposte importanti alla cittadinanza che ha la necessità di curarsi oggi, non fra un tempo, il governo avrebbe potuto fare di più. Si parla infatti di
che se sostanzialmente c'è l'impossibilità di svolgere nei tempi prestabiliti una prestazione, questa possa passare al privato, provvedimenti che però in Veneto ci sono già e che comunque mancano i fondi, ci diceva. Ma sì, ma in realtà la maggioranza di questi provvedimenti sono provvedimenti di cui in realtà si discute da tantissimo tempo, anche questa cosa del pagamento eventuale della prestazione che non viene effettuata nei tempi, come per esempio tutto il pezzo dei CUP rispetto ad una regia regionale. Noi abbiamo situazioni come Treviso dove manca di fatto il CUP provinciale, quindi è chiaro che anche rispetto a questa cosa non sarà certo un decreto d'urgenza che sistemerà un punto organizzativo che in questo momento le regioni in primis e quindi anche le ULS e quindi pure anche le province avrebbero potuto fare in maniera diversa. Un nodo fondamentale è che queste prestazioni secondo questi provvedimenti dovrebbero essere erogate, ma il nodo centrale è che manca il personale. Sì, il personale continua a mancare. Un'altra cosa che dicono questi provvedimenti è l'abbattimento del tetto di spesa nel 2025. Anche questo non vorremmo fosse solo ed esclusivamente una promessa elettorale, perché è chiaro che questa cosa potrebbe dare chiaramente grande ossigeno alla nostra sanità, ma è un provvedimento che noi chiediamo da quando di fatto il provvedimento è uscito, perché il tema del personale è un tema che continua a essere un tema molto spinoso e che in qualche modo ci viene anche certificato dalla direzione generale anche trevigiana, insomma, rispetto alla difficoltà di reperire personale e di poterlo poi mettere nelle corsie degli ospedali. Oltre a questo avete un osservatorio privilegiato su quelli che sono i problemi della sanità. Quali i bisogni principali attualmente? Beh, allora è chiaro che il nodo del personale è il nodo e quindi è chiaro anche che o il governo centrale decide che la questione della sanità diventa ed è il punto focale dell'agenda politica e quindi ci mette le risorse finanziarie per poterlo fare funzionale, o noi continueremo ad avere una sanità che, come abbiamo già detto in varie occasioni, insomma, rischia di spostarsi nel privato, soprattutto per tutte quelle prestazioni come i pezzi della riabilitazione che oggi il presidio ospedaliero in realtà non garantisce più. Insomma, questo è il punto dei sindacati. Direttore, se non hai domande da Montebelluna ti restituirei la linea. Grazie molte. Edi, grazie molte anche a Nicoletta Rizzetto e alla tua ospite della CGIL. Sentiamo come ha spiegato ieri i provvedimenti sulla sanità da parte del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sentiamo. Dunque, questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 importanti provvedimenti che riguardano la sanità. Avevamo promesso ai cittadini che ci saremmo occupati di 2 problemi che in passato non sono mai stati affrontati efficacemente, ovvero l'abbattimento delle liste d'attesa e la cronica carenza di medici e personale sanitario. Questa mattina lo abbiamo fatto. La sanità chiaramente è di competenza delle regioni, dalla riforma del titolo V del 2001 fatta dalla sinistra, e quindi le liste d'attesa competono le regioni, ma noi abbiamo deciso di fare la nostra parte per aiutare le regioni ad affrontare questo problema. Con la legge di bilancio avevamo portato il fondo sanitario al suo livello più alto di sempre, con 134 miliardi di euro nel 2024, avevamo destinato oltre 500 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa. Con i provvedimenti che abbiamo portato oggi in Consiglio dei Ministri facciamo dei passi in avanti molto significativi. Prima di tutto istituiamo un sistema nazionale di monitoraggio delle liste d'attesa, regione per regione, prestazione per prestazione, per capire dove sia necessario intervenire e in che modo. È dal nostro punto di vista uno strumento fondamentale, ma che incredibilmente non esisteva fino ad oggi, perché evidentemente nessuno prima di noi ci aveva pensato. L'altra novità fondamentale è che rendiamo obbligatorio per legge il meccanismo per il quale il medico che fa la prescrizione deve anche indicare la priorità e il tempo massimo di attesa possibile per quella prescrizione. Le regioni non potranno più chiudere le liste d'attesa e dovranno organizzarsi per rispettare queste tempistiche. Chiaramente aiutiamo le regioni a fare questo lavoro, prevedendo che le regioni possano far ricorso, se non riescono a rispettare i tempi, anche alle prestazioni intramenia, cioè quelle che i medici fanno a livello ambulatoriale nelle strutture pubbliche, e alle strutture private accreditate. I cittadini pagheranno solo il ticket e la differenza in termini di costo che dovranno sostenere le regioni sarà coperta dalle risorse che lo Stato ha stanziato in legge di bilancio proprio, come dicevamo, per l'abbattimento delle liste d'attesa. Allo stesso tempo prevediamo delle norme per evitare abusi nell'attività di intramenia, stabiliamo cioè che le ore di attività libero professionale non possano in nessun caso superare le ore di attività in ospedale, prevediamo ancora che le visite e le prestazioni sanitarie si possano fare anche
fuori dal normale orario, anche di sabato, anche di domenica, interveniamo sulla carenza di medici. Per il 2024 il tetto di spesa per le assunzioni sale dal 10 al 15% e dal 2025 lo aboliamo del tutto e lo sostituiamo con un meccanismo capace di calcolare realmente il fabbisogno del personale territorio per territorio. Contemporaneamente puntiamo a contrastare la pratica odiosa dei cosiddetti medici gettonisti, problema del quale ci siamo occupati fin dal nostro insediamento, mandando i NAS nelle strutture sanitarie e riscontrando abusi incredibili. Detassiamo le retribuzioni dei medici per le prestazioni aggiuntive che servono ad abbattere i tempi delle liste d'attesa, prevediamo un maggiore coinvolgimento degli specializzandi. In tutto questo stiamo aumentando i posti a medicina, arriveremo ad avere a disposizione 30.000 studenti in più in pochi anni e stiamo lavorando anche per superare finalmente la lotteria dei test d'ingresso a medicina. Accompagniamo tutto questo con un sistema di controlli, premialità e sanzioni, istituendo uno specifico organismo di controllo presso il Ministero della Salute e prevedendo che i dirigenti delle aziende sanitarie che rispetteranno gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa avranno più soldi, mentre quelli che non li rispetteranno ne avranno di meno. Dunque maggiori responsabilità per tutti, per lo Stato, per le regioni, per i dirigenti delle ASL, ma anche per i cittadini, che in questo devono anche loro darci una mano. Se da una parte noi garantiamo l'aumento dell'offerta di visite e prestazioni anche attraverso l'obbligo per ogni CUP regionale di avere la disponibilità sia delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche sia di quelle fornite dal privato accreditato, dall'altra parte un cittadino che prenota una visita e non può andare deve disdire, perché altrimenti quello sarà tempo perso anche per gli altri. Quindi per rispetto a chi è in fila, i cittadini che non annulleranno la prestazione e non si presenteranno dovranno comunque pagare il ticket anche se in misura ridotta. Queste sono le novità principali dei due provvedimenti che abbiamo approvato oggi, un decreto legge e un disegno di legge, che ci tenevo a farvi conoscere. Sono provvedimenti molto articolati che contengono anche tante altre misure, penso agli oltre 500 milioni di euro di fondi europei che stiamo destinando alle regioni del sud per acquistare macchinari e formare il personale sanitario, penso allo stanziamento straordinario di 60 milioni per i dipartimenti di salute mentale, in un tempo nel quale il tema della salute mentale sta diventando sempre più preoccupante. Io sono soddisfatta di questo lavoro che abbiamo fatto, desidero ringraziare il Ministro della Salute, chiaramente c'è ancora molto da fare, ne siamo consapevoli e intendiamo monitorare costantemente i risultati che daranno questi provvedimenti, ma io penso che siamo sulla strada giusta. E questa era Giorgia Meloni che ha spiegato nei dettagli i provvedimenti che riguardano la sanità. Molti di questi, come abbiamo sentito prima da Montebelluna, sono stati in qualche modo copiati dal benchmark della sanità del Veneto, le visite notturne, le visite nei weekend e altre misure che qui sono già state ampiamente collaudate. Intanto ovviamente tutto questo fa parte anche della campagna elettorale, le accuse del centro-sinistra al centro-destra che dicono proprio adesso vi muovete sui settori che sono più, ovviamente sono più sensibili e possono portare più consensi. Vediamo il conto alla rovescia a Padova per l'8 e il 9 di giugno, si vota ovviamente per il Parlamento europeo ma anche per le amministrative. Ai 47 presidenti di seggio è arrivato l'invito di fare una fila unica non suddivisa come prima tra maschi e femmine contro ogni discriminazione. Sentiamo Chiara Gaiani. Quest'anno il voto, che è dentro il contenitore più grande di un voto europeo, prevede di poter accedere ai seggi dalle 3 alle 23 del sabato e dalle 7 alle 23 della domenica. 160.160 i padovani aventi diritto al voto che sabato e domenica potranno recarsi nei 47 seggi aperti in città. Il Comune ha avviato la macchina elettorale, già incontrato anche i presidenti di seggio, pronto un elenco per eventuali defezioni dell'ultimo minuto. A tutti un invito, stop alle file maschi e femmine che potrebbero generare discriminazioni. Abbiamo chiesto di non vincolare una doppia fila uomini-donne fuori dai seggi. Gli elenchi delle persone che andranno a votare sono divise per leggi tra maschi e femmine, ma chiediamo, anche raccogliendo
visto la richiesta di una mozione consiliare approvata dal nostro Consiglio Comunale di non fare la doppia fila al di fuori dei seggi, proprio per facilitare e rendere più sereno il voto anche delle persone che fossero in transizione ma non ancora completate e che pertanto si troverebbero nella fila cosiddetta sbagliata, trovandosi a disagio. Dopo l'approvazione della nuova norma, a Padova per la prima volta voteranno studenti residenti in città per motivi di studio. Noi avremo 115 studenti e studentesse che vengono da fuori Padova, che voteranno al seggio 20 del nostro comune, e un'ottantina di studenti padovani che invece voteranno in altri comuni. Anche questo penso che sia nella direzione del diritto al voto. Debutto al voto, esercizio di piena democrazia per i neodiciottenni e per i nuovi cittadini italiani. Nel 2023 a Padova sono stati in totale 716. A ognuno di loro il Comune ha scritto una lettera per ricordare l'importante appuntamento. Per votare è necessaria la scheda elettorale con spazi liberi. Se qualcuno l'avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi, può rivolgersi all'ufficio di Piazza Capitaniato, che resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto. Vediamo uno dei tanti titoli in questa fase preelettorale. Il governo presenta la nuova card per gli indigenti a 2 giorni dal voto, i soldi solo a settembre e per ora nessuna certezza sugli sconti di negozi e supermercati. E qui vedete il volto del ministro Lollobrigida. Adesso andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Vanessa Banzatto, perché è in parte la bonifica nella zona, nell'area di San Lazzaro dopo i danni provocati dal maltempo. A te, Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Tra l'altro oggi è un importante giorno, non soltanto perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, ma anche perché proprio qui a Bassano, alla centrale di San Lazzaro, si è firmato questo accordo che vede lavorare per l'ambiente, lavorare per la tutela dell'acqua e lavorare per la tutela del territorio i 3 consorzi del Veneto, tra cui appunto il consorzio di bonifica Brenta, ed è con me il presidente Enzo Sonza, e i consorzi del Marocco, di Agadir nello specifico. Quindi è stato firmato un accordo ben preciso. Presidente, parlare di bonifica oggi significa parlare di tutelare il territorio, tutelare l'ambiente anche dopo gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi. Diventa davvero un imperativo categorico lavorare in sinergia anche per la tutela dell'ambiente e dell'acqua. Sì, diventa importante fare esperienza assieme ai comuni, capire quali sono le esigenze del territorio, vedere le soluzioni che sono state trovate in altri territori e importare quello di buono che c'è all'estero, e d'altra parte gli esteri imparano da noi anche qualcosina e portano a casa. È bello soprattutto andare a visitare altri paesi e capire la velocità però che hanno loro rispetto a noi nell'eseguire le opere. Hanno una burocrazia molto più snella e quindi quando decidono di fare un intervento lo fanno, e noi vediamo là realizzati i progetti che noi qui pensiamo da molti anni e che non vedremo mai forse realizzati. Quindi c'è davvero questa disparità dovuta alla burocrazia che rallenta in maniera importante, a rischio anche di un intero territorio. Tra l'altro abbiamo avuto conferma delle difficoltà che sta attraversando il nostro territorio dopo le piogge dei giorni scorsi. Sì, a noi non difetta certamente la tecnica, non difetta certamente i progettisti, difetta però la burocrazia che ha dei comportamenti allucinanti sotto 7 aspetti. Noi vediamo quali sono i problemi, abbiamo le soluzioni, le presentiamo alla politica, però non riusciamo a concretizzare le opere perché ci sono i comitati, perché ci sono gli avvocati, perché c'è una democrazia purtroppo troppo esasperata sotto questo punto di vista. Ecco, parlare di bonifica del territorio da noi cosa vuol dire? Vuol dire pensare a tutte le opere che servono per non vedere quello che è successo nei giorni scorsi in alcune zone, oppure non vedere quello che è successo nelle regioni contermini, dove le cose sono state lasciate abbandonate a se stesse. Abbiamo visto i risultati. Per fortuna la Regione Veneto su questo tema è sensibile, da molti anni si sta attrezzando e sta investendo parecchio, e se ne siamo venuti
fuori molto bene e anche a causa di questo comportamento della Regione, che hanno investito, che hanno fatto, che hanno progettato, che è stato realizzato anche sul nostro territorio molte opere. Ecco, fondamentale, è stato ribadito in più occasioni, fondamentali sono stati i bacini di laminazione, i bacini di contenimento. Certo è che resta ancora quella grande incognita, soprattutto per questa parte, quest'area del Veneto, della diga del Corlo. No, la diga del Corlo è quella realizzata, la diga del Vanoi è quella che aspettiamo da troppi anni e che stiamo progettando nella speranza, come ho detto prima, che la burocrazia si fermi un attimino a pensare e anche a quantificare quello che sono i danni che possono derivare da non realizzare alcune opere sul territorio. Che abbiamo toccato con mano. Li abbiamo toccati con mano i danni e per fortuna sono stati contenuti grazie proprio alle opere e alle casse di espansione, ma anche a tutti i lavori che ha fatto il Genio Civile e i consorzi bonifica sul territorio, che hanno contribuito a salvare non poco l'ambiente, il territorio e anche le vite umane. L'ultima battuta, cosa si può imparare dai colleghi del Marocco? Ma tecnicamente non c'è molto da imparare perché siamo molto avanti. Loro vengono qui a imparare le tecniche. Noi lì dobbiamo capire che ci sono delle velocità e ci sono dei tempi di realizzazione che non possono essere perenni, cioè dobbiamo pensarle le cose e farle, metterle in campo e non aspettare che succedano i disastri per poi intervenire dopo. Costa molto meno intervenire prima, fare meno e succedono molti danni. Direttore, è chiaro che un appello forte che viene lanciato soprattutto alle istituzioni, al mondo della politica, perché davvero venga cancellata, questa è una cosa vecchissima, quella della burocrazia in realtà, ce ne siamo occupati in tantissime occasioni, oggi più che mai serve davvero che venga snellito il tutto, questo processo venga snellito per tutelare il nostro ambiente. Da Bassano del Grappa è tutto, direttore, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, grazie a te, al Presidente. Intanto parliamo ancora di maltempo perché una forte pioggia ha colpito Ceggia nel tardo pomeriggio di ieri, causando gravi disagi. Una decina di famiglie finite sott'acqua, si sono verificate infiltrazioni anche alla scuola materna Rodari e in biblioteca. Le previsioni meteorologiche parlavano di residue e deboli precipitazioni, ma invece si è abbattuta un'autentica bomba d'acqua. L'area colpita comprende la località di Gainiga e la zona di via Folegot nel capoluogo. In particolare via Montessori, una laterale di via Folegot ha subito danni significativi con 2 palazzine allagate. Anche in via Giovanni XXIII, nel capoluogo in via Gainiga, si sono verificati allagamenti negli scantinati. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Torniamo a Vicenza, dopo le tensioni Vicenza-Avellino, è stato arrestato un tifoso irpino che aveva scavalcato la balaustra e cercato di rubare una bandiera. Sentiamo ancora Luisa Bertini. Un tifoso ex capo ultras dell'Avellino è stato arrestato in differita dopo un'indagine congiunta della Digos di Vicenza e di Avellino in seguito ad alcuni incidenti avvenuti domenica scorsa al termine della partita tra Vicenza e la squadra irpina, semifinale di ritorno dei play-off di Serie C allo Stadio Menti. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, dopo aver scavalcato la cancellata che delimita il settore ospiti, si era diretto verso i tifosi vicentini e dopo aver colpito uno di questi aveva tentato inutilmente di impossessarsi di una bandiera biancorossa, comportamento che aveva ingenerato tensione tra le 2 tifoserie, tanto che anche altri tifosi avevano cercato di scavalcare le balaustre, venendo però fermati dagli steward e dalle forze di polizia, riuscite a riportare la calma, consentendo il proseguo della competizione. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Italo Morao e Simone Merlo, torniamo subito. Nuova in diretta con Focus TG, abbiamo prima ascoltato le parole del nostro inviato Omar Costantini sulle sponde del Natisone, dove si sta ancora cercando il giovane 25enne Christian. Si dispera di trovarlo in vita, sarebbe la terza vittima insieme alle 2 amiche che sono state travolte dall'onda
di Piena del Fiume, ma infuriano le polemiche sulla lentezza dei soccorsi, in particolare le parole della mamma di Patrizia Cormo su una delle vittime che dice, vediamo il titolo del Corriere delle Alpi, tragedia sul fiume Natisone, lo sfogo della madre di Patrizia, tutti hanno fatto i video e nessuno li ha salvati. E ieri la mamma di questa ragazza ha parlato con i giornalisti, vediamo. Solo dolore, che non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata, nessuno ha salvato nessuno di loro. È morta in diretta e nessuno l'ha salvata. Sono queste le parole forti della mamma di Patrizia, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita venerdì 31 maggio travolta insieme a Bianca e Christian dalla piena del Natisone, arrivata all'improvviso. Non ha avuto il coraggio di vedere i video, però si chiede se sia stato fatto il massimo per salvare quei ragazzi. A queste domande piano piano le indagini proveranno a dare una risposta. Nel frattempo resta solo il ricordo di una ragazza di 20 anni che amava la vita, sorrideva e sognava di fare l'architetto. Resta anche però la speranza che queste morti non siano state vane. Io volevo non giustizia, ormai a me non mi fa né caldo né freddo. L'unica cosa che io preferirei che i nostri bambini non sono morti invano, che magari cambiano un po' le leggi, che sono più pronti a salvare. L'unica cosa, solo quello, che magari più pronti, quando vedi che è in pericolo non aspetti approvazione, non aspetti niente, ti vai lì a salvare le 3 vite. Che non succeda più. Quello che non succeda più, una cosa del genere. Dei soccorsi cosa posso dire? Secondo me si poteva salvare? Secondo me sì, ma lei si poteva salvare anche da sola, perché mia figlia l'ho portata anche a imparare a nuotare, perché ho detto sempre se vi trovate in una piscina, al mare, devi sempre sapere tirarti a galla. Sapeva nuotare? Lei sapeva nuotare. Ma la figlia ha aspettato Bianca che non sapeva nuotare. Sì, che non sapeva nuotare, la sua amica, allora lei aveva un cuore grande per tutti, allora lei non poteva. Secondo me si poteva fare di più, adesso non troppo presto per dire, non ho guardato i video perché non ho avuto il coraggio. Io prima foto che ho visto è quella dove sono loro 3 abbracciati, il resto non ho più guardato, che ho visto mia figlia che tenevano le altre 2. Il resto non ho guardato per dire si poteva o no, ma ho visto la foto sui sassi quando era tutto asciutto, che lei con il telefonino in mano, che secondo me è lì che lei ha chiamato, ha capito il pericolo. Forse si poteva, forse era il destino, non so cosa credere, io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara e spero che ci dà la forza di sopravvivere per l'altra piccola. Patrizia e Bianca nella camera ardente sono vestite da sposa come vuole la tradizione ortodossa per prepararle al loro ultimo viaggio verso il cielo e intanto torneranno a casa loro in Romania. Resta il ricordo di 2 vite spezzate troppo presto e mamma Micaela si terrà almeno il ricordo della sua Patrizia nella speranza di trovare la forza per andare avanti e crescere anche l'altra figlia più piccola. Bravissima figlia. Siamo stati orgogliosi di lei era la nostra gioia, il nostro tutto. Lei andava a lavorare, andava a studiare, andava a divertirsi, sapeva dire mamma ti amo, ogni giorno che mi mandava i messaggi su WhatsApp, mamma ti amo, ti voglio bene, mamma. Cosa posso dire? Ho perso la mia figlia e non me lo porterà nessuno, perciò io me lo ricorderò così come era la mia Patrizia. Com'era Patrizia? Una gioia e un angelo. Lo strazio dei genitori di una delle vittime della tragedia del Natisone. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona. Intanto c'è un'ultima ora in alto, Peano, persona investita in via Roma è grave. E poi tentò di salvare 2 giovani dal Camuzzoni, pestato, sfregiato e torturato da connazionali, fermati 5 uomini. Questi uomini sono dei cittadini di nazionalità marocchina, sono dei giovani che sono accusati di rapina aggravata, tortura e lesioni permanenti ai danni di un connazionale senza fissa dimora. Un 6° uomo del gruppo
attualmente ricercato. Tutto è avvenuto di notte in un edificio abbandonato di Verona dove la vittima stava dormendo. I 6 connazionali lo hanno sorpreso senza dargli il tempo di reagire e dopo averlo immobilizzato legandogli mani e piedi si sono scagliati contro di lui con bastoni e bottiglie, ferendolo gravemente fino a provocargli una deformazione permanente al viso. Prima che il giovane riuscisse a scappare lo hanno anche rapinato dello smartphone di 400 euro. Il 26enne marocchino, vittima dell'agguato, si era reso protagonista lo scorso 19 maggio del vano tentativo di salvataggio di un ragazzo somalo finito nel canale Camuzzoni, che risulta tuttora disperso. In quel tragico evento era annegato anche un altro ragazzo originario del Benin, il cui corpo era stato recuperato poche ore dopo nelle acque del canale. Ed ora torniamo alla morte di Giampaolo Dozzo, un noto esponente della Lega, è deceduto per un malore a quanto sembra a 69 anni nel giardino della sua abitazione, è successo ieri. Era chiamata sua moglie, se era sentito mai. Ha chiamato sua moglie e dopo ha fatto un massaggio in casa mia moglie, è andata di corsa, ha fatto un po' di massaggio, è arrivata un cuore al cuore e dopo non era più battuto. Il cuore di Giampaolo Dozzo, militante storico e fondatore della Lega Veneta, ha smesso di battere alle 11 di mattina nel giardino della sua abitazione, dove si trovava sopra ad una scala per tagliare la sua siepe, poi il malore. La moglie Isabella corre a cercare aiuto, chiama i vicini. È la moglie di quest'uomo a precipitarsi per praticare il massaggio cardiaco, il quale riparte e poi si ferma. Nel frattempo arriva l'ambulanza. I sanitari del 118 cercano di rianimarlo, ma per Dozzo non c'è più nulla da fare. Aveva 69 anni, da tempo soffriva di cuore, 15 anni fa il primo infarto. Questa mattina in casa c'erano tutti, la moglie, il figlio e i nipoti. Papà era una persona riservata, così il figlio ci chiede di allontanarci. Una notizia che in pochi minuti si sparge tra i vicini e arriva alla vicina trattoria Il Cavallino. Questa è una notizia abbastanza incredibile, nel senso che io ho sempre visto lui molto attivo, usciva sempre di casa, faceva anche la sua corsetta e è sempre molto gentile, dando del lei, contento quando vedeva i bambini, anche sua moglie ogni tanto ci ha invitato in casa per farci vedere il bel giardino che hanno sul Sile. Giampaolo Dozzo era un leghista della prima ora, aveva lavorato prima al mobilificio d'Al Ziglio di San Cassiano di Quinto e poi per il Favero di Montebelluna, una lunga carriera nel movimento iniziata da consigliere comunale a Quinto, dalla Marca a Roma, Montecitorio, dove è deputato, poi sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali nel governo Berlusconi. La sua Lega sarà l'unica a votare contro il governo tecnico di Monti nel 2011. L'unico partito come sempre che ha detto no siamo noi della Lega. Eccolo alla festa della Lega, era il 7 settembre 2012, qui dopo le dimissioni di Monti. Noi siamo stati all'opposizione per un anno, abbiamo fatto le nostre proposte, però questa è una buona notizia per tutti i cittadini, le dimissioni del Presidente Monti è una buona notizia per tutti i cittadini, una buona notizia appunto per Natale. Capogruppo della Lega in Parlamento e commissario per la gestione della Lega Veneta durante la fase delle elezioni regionali. La sua corsa parte al fianco di Umberto Bossi, la delusione dopo anni di militanza con la Lega guida Matteo Salvini, che lo spinse a non rinnovare più quella tessera datata 1983. Polemiche a Balsano del Grappa perché la sindaca Elena Pavan, dopo aver ristrutturato una scuola, la vorrebbe demolire. Sentiamo. Dalla coalizione di Elena Pavan arriva la proposta di un parcheggio multipiano da quasi 900 posti auto per la destra Brenta nell'area dell'attuale scuola Bellavitis, con conseguente demolizione dell'edificio. E qui il naso di molti si è storto, perché per la Bellavitis sono stati recentemente spesi soldi pubblici, e non pochi, oltre $500.000 euro, 140.000 euro per i serramenti, 250.000 euro per il cappotto e poi soldi per l'efficientamento energetico, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, siamo di fronte a un caso di spreco di denaro pubblico?
Questa scuola è appena stata ristrutturata ed è appena stata ristrutturata dal punto di vista anche energetico, dell'efficientamento energetico. Quindi lì ci sono parecchi ragazzi che ci vanno, la scuola attualmente è un gioiellino in tutti i sensi e troviamo assurdo demolirla in questo momento per ricavare un park di 900 posti auto e demolirla e quindi spostare il volume di questa scuola nell'area della parrocchia della Santissima Trinità, dove attualmente esiste un campo da calcio. Noi come lista ci siamo già mossi concretamente, che è un po' quello che ci premiamo di fare per la comunità di Bassano, quindi con delle mosse concrete, a parlare con chi detiene i diritti sulle aree in questione, nello specifico appunto il campo che veniva utilizzato per attività calcistica della Trinità. Abbiamo già avuto dei contatti con la parrocchia per capire quali sono realmente le loro intenzioni e capire appunto dal punto di vista di permessi, di tutto quello che può essere necessario realizzare in quella zona per dare supporto sia alle attività della comunità della Destra Brenta, ma anche poi essere di supporto per la comunità bassanese. Abbiamo già avviato anche dei contatti con gli scalabrini, dove in passato c'erano già dei progetti per la realizzazione di alcuni parcheggi. Vediamo la protesta dei cittadini, torniamo perché ne abbiamo parlato anche ieri al quartiere Ferrovieri. I cittadini protestano per i cantieri dell'alta velocità che minacciano di rovinare il parco Lanerossi. Sentiamo Daniele Garbin. Salvare l'albero centenario e il piccolo bosco urbano che lo ospita nel quartiere Ferrovieri è diventata la principale sfida a Vicenza contro la cementificazione e il consumo di suolo per i movimenti ecologisti, ma non solo. Anche i residenti si sono uniti agli attivisti che non vogliono che l'imminente cantiere della TAV distrugga il bosco Lanerossi, un'area di oltre 11.000 metri quadrati della ex pettinatura, in cui assieme alla flora piantata dagli ex proprietari è cresciuta spontaneamente in quasi 40 anni un vero e proprio ecosistema, una preziosa fusione di biodiversità animali e vegetali, efficace strumento contro l'inquinamento atmosferico e le esondazioni del retrone. Noi siamo davanti veramente a una banca del carbonio. Immaginiamo questo albero che è alto 20 metri ed è qui da più di 100 anni, quanto carbonio ha sottratto e quindi quanto ci è utile, quanto ossigeno ci ha restituito. Ma e questo non è solo il liquidambar, abbiamo ginepri del Nord America e altre piante importanti. Abbiamo capito che non potevamo lasciarlo lì in silenzio, dovevamo subito darsi da fare per iniziare l'iter per la sua iscrizione all'albo delle piante monumentali e quindi ci siamo dati da fare per mandare le dovute richieste al Comune. Noi abbiamo aperto e liberato quest'area perché crediamo che questo sia un polmone verde di tutti. Tra l'altro dopo una richiesta di accesso agli atti abbiamo scoperto che chi ha fatto le valutazioni su questo bosco, l'ha messo nero su bianco, ha scritto che non è entrato, quindi il liquidambar, l'albero monumentale, non è stato visto e non è stata vista il valore di questa biodiversità. A fronte dei irrisori importi stabiliti per l'esproprio e i vaghi impegni di ripristino in un futuro molto in là da venire, i cittadini preferiscono la concretezza dell'oggi e chiedono che i cantieri delle grandi opere vengano installati nelle aree industriali dismesse e già compromesse. Contro il progetto Italia Nostra ha presentato un ricorso per cui è già stata fissata l'udienza per il 17 luglio. In caso volessero continuare con questo ecocidio, l'omicidio di questo bosco e quindi della nostra salute, siamo pronti anche a salire su queste piattaforme per difendere questi alberi. Quindi sono pronti a tutto i cittadini del quartiere Ferrovieri. Vediamo intanto, restiamo a Vicenza, una spaccata nella pasticceria Bertuzzo di Viale Trieste, immagini in cui si vedono i ladri andare via, uscire con la cassa. È successo ieri notte l'ennesimo episodio di intrusioni all'interno di esercizi commerciali. Vediamo le ragioni dello sciopero dei lavoratori del settore della ristorazione collettiva. Contratto! È inaccettabile ciò che sta avvenendo a livello nazionale. Alcune aziende della
collettiva hanno deciso di dare un taglio al tavolo negoziale e hanno diffidato i nostri segretari nazionali e le altre parti ad andare avanti perché vogliono bloccare le trattative. Abbiamo lavoratrici che hanno diritto ad avere un contratto rinnovato. Ristorazione collettiva, mobilitazione nazionale a Treviso, manifestazione davanti all'ospedale Cafoncello con presidio di lavoratrici e lavoratori. Contratto, contratto, contratto! Siamo qui in lotta perché chiediamo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, crediamo in un unico contratto per tutti gli addetti del turismo, siamo contro lo spezzatino a ribasso sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici e chiediamo soprattutto aumenti salariali dignitosi per tutti gli addetti del settore, perché questo lavoro negli ultimi anni è diventato un lavoro sempre più faticoso, sempre meno retribuito, con tagli orari ad ogni cambio appalto e con uno scadimento di tutto il servizio, e le lavoratrici e i lavoratori lo sanno bene questo. Garantiti naturalmente i servizi minimi con la consegna dei pasti ai degenti. Bisogna lottare perché ci stanno portando via tutto. Sciopero! Sciopero! Hanno poco poi da lamentarsi che non si trova gente. La gente ha bisogno di salario, ha bisogno di giornate di riposo, ha bisogno di condividere il tempo di lavoro con i tempi della vita e questi sono assolutamente contro questo sistema qui. E dopo la festa per il ritorno in Serie A del Venezia si pensa al futuro e a che cosa dovrà fare questa squadra per continuare a migliorare. Per il Presidente nessuna cessione eccellente e la conferma del mister Vanoli. Vediamo. Il Venezia in Serie A per restarci a lungo, le conferme di mister Paolo Vanoli e di Joel Poliamparo, di tutta la rosa con l'innesto di 3-4 giocatori importanti per rafforzare la categoria. Questa è la ricetta del presidente americano arancio-nero-verde, Duncan Ederauer. Dopo le splendide immagini del corteo acqua di festa sul Canal Grande, in casa arancio-nero-verde, è già tempo di guardare al futuro. Io spero, and I think what you saw tonight was we have a very strong team, and most of the players on the team now are under contract for next season. So what we had said to the boys was, if we make it, we stay together next season, and then maybe we add 1, 2, 3 giocatori, ma non crazy. Top player della stagione è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli. Ci godiamo questo momento che è il risultato di tante componenti che hanno portato a fare un grande percorso che è durato 20 mesi, che è partito l'anno scorso, e un grandissimo lavoro da parte dell'allenatore, grandissimo lavoro da parte della società e dei giocatori e di tutto l'ambiente. Un grazie particolare anche a tutti i tifosi del Venezia. Stava già ragionando sul futuro, prossimo anno Serie A, non per essere una semplice comparsa ma per una cosa duratura. La Serie A è un campionato di altissimo livello, ci sono delle squadre importanti, cercheremo di dire la nostra e di stare in Serie A e cercare di restarci a tutti i costi. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti. È stato presentato ieri mattina al Museo Correr di Venezia il concerto del volo. I 3 componenti del volo, sapete, sono 2 tenori e un baritono, 3 ragazzi che hanno ottenuto un successo internazionale. Il concerto si terrà il 4 luglio in piazza San Marco. Il messaggio è quello di arrivare alla pace. Venezia è pronta ad emozionarsi con il canto del Volo. Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginobili, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che festeggiano 15 anni in musica insieme, una carriera lunga e un'amicizia.
Il percorso è iniziato a febbraio con il successo del Capolavoro, brano certificato disco d'oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito poi con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona. Con Tutti per uno, Capolavoro, arriverà a Venezia il 4 luglio, un appuntamento che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva dei concerti in Piazza San Marco. Il bel canto è come un'opera d'arte di Caravaggio, ma anche come il Colosseo, come Piazza San Marco. È chiaro che potrebbe essere la colonna sonora perfetta, come dicevo, per questa cornice. Cantare le melodie di Morricone o le melodie del grande Puccini o anche della musica del bel canto italiano degli anni 50 o le canzoni nostre come Grande Amore, come Capolavoro. Sarà il meglio del nostro percorso artistico di questi 15 anni e canteremo anche i brani che abbiamo proposto nelle 3 serate televisive che abbiamo appena terminato a Verona. Tu calcola che in una scaletta ci sono su per giù dalle 23 alle 28 canzoni e noi nel nostro repertorio abbiamo 150 canzoni. Quindi durerà fino alle 7 del mattino, faremo colazione, passeranno con i cornetti. No, sarà la gondola e i cornetti. È molto complicato ogni volta. Un augurio di pace e un saluto. L'anno scorso abbiamo avuto modo di registrare durante il periodo natalizio un brano che si intitola War is Over e forse non è stato mai così attuale purtroppo e quindi abbiamo bisogno di promuovere questo grande messaggio e non finiremo mai di farlo. Ciao a tutti, siamo Il Volo. Agli amici di Antenna 3 Media Nord-Est vi mandiamo un saluto e vi aspettiamo il 4 luglio in Piazza San Marco. Poi c'è stata anche la versione agli amici di Rete Veneto, il servizio di Lorenzo Maier. Vediamo una rassegna d'arte e di spettacoli che è pronta a partire alle pendici del Monte Grappa. Sentiamo. È pronto a partire 100 Orizzonti, il viaggio artistico-culturale che durante i mesi estivi attraverserà e coinvolgerà 10 comuni e 10 paesaggi ai piedi del Monte Grappa. Un'edizione che si preannuncia fantasmagorica, con 18 appuntamenti in totale. Dalle pendici del Monte Grappa alle colline asolane, alle pianure di Castelfranco Veneto esiste un territorio fatto di molti comuni, tutti da scoprire. 10 di questi, in un accordo di programma insieme alla Regione del Veneto, da anni progettano culturalmente per il proprio territorio. In questo senso è un progetto unico, infatti è riconosciuto dalla Regione come progetto strategico e propone in luoghi a volte inconsueti e anche in aree a volte invisibili o sconosciute, ma assolutamente da scoprire, momenti d'arte scenica, di teatro, danza, canto, musica e quest'anno anche la possibilità di essere attivi come cittadini e di partecipare a workshop o laboratori. Un viaggio artistico culturale organizzato da Echidna con la direzione artistica di Cristina Palumbo. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere le arti dal vivo tra i residenti e i visitatori. Noi crediamo che la cultura abbia in sé un valore di crescita del territorio e pensiamo che le persone di tutte le età, soprattutto i giovani, avendo a disposizione un'offerta culturale, abbiano una capacità, un valore in più per la propria vita. Servizio di Alex Giuliano, ora ci racconta che cosa accadrà sempre quest'estate. Tiziana Bolognani della nostra redazione di Belluno, nel nome di Tiziano, un'estate di eventi che parte domani, finirà il 3 settembre con un calendario fitto di iniziative che animerà il Cadore e le Dolomiti fino a spingersi a Vittorio Veneto. È l'estate tizianesca, edizione numero 20. Appuntamenti con studiosi e storici dell'arte di caratura internazionale, 8 concerti diffusi, itinerari, laboratori didattici, teatri di cittadinanza, una pregevole mostra dossier. Tutto nel nome del più illustre concittadino di Pieve di Cadore, terra di Tiziano Veceglio, cui è intitolata l'estate di eventi oramai alle porte. L'estate tizianesca incomincia ad essere conosciuta ovunque. Abbiamo questo potere di attraenza e quindi forniamo anche l'occasione di conoscere
conoscere le Dolomiti. Arte, paesaggio e tradizione per una montagna viva e attraente. Motore delle estate tizianesche è la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore con la vulcanica presidente Maria Giovanna Coletti e un comitato scientifico internazionale. Si parte il 6 giugno al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto con lo storico dell'arte Gabriele Matino, che racconterà gli interventi conservativi più significativi delle opere di Tiziano, sostenuti dall'organizzazione no profit americana Save Venice. E poi gli incontri con gli studiosi della Pala di Francesco Vecellio a Vinigo o sulla rivisitazione ottocentesca di Tiziano, la scoperta del meraviglioso castello di Lusa a Feltre, i concerti organizzati da Dolomiti Sinfonia e una mostra nella casa natale di Tiziano a Pieve di Cadore con la collaborazione della magnifica comunità di due importanti opere grafiche di Rubens e Fontana. Quest'ultima tratta dalla tela La battaglia del Cadore, realizzata dal Tiziano per la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale nel 1513 e distrutta nell'incendio del 1577. La consapevolezza, il fil rouge degli eventi. Perché nei momenti di grande cambiamento la consapevolezza mi fa trovare la strada giusta. È un grande arricchimento per tutto il territorio, inutile dire che la maggior parte degli eventi si svolge proprio a Pieve, che diventa in qualche modo un po' una capitale della cultura in Cadore durante l'estate. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto che riassumono le notizie che abbiamo dato in questa edizione. Verona, legato picchiato a bastonate e sfigurato a 26 anni, 6 fermati per tortura, sono giovani marocchini. Giada Zanola, sequestrati casa e auto di Andrea Favero, se nostro figlio ha sbagliato paghi, hanno detto i genitori. E poi la tragedia del Natisone, come vi abbiamo detto prima, sono ancora in corso le ricerche di Christian Molnar, trovato un brandello di indumento. Grazie molto ai registi Italo Morao e Simone Merlo, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.